Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questo è stato un weekend ricco di sport e soprattutto di grandi emozioni. Si sono conclusi i mondiali di calcio in Qatar con una partita folle e probabilmente una delle migliori partite della storia dei mondiali, soprattutto tra le finali. Ma andiamo con ordine. Si sfidavano Argentina e Francia, Lionel Messi contro Kylian Mbappé, le due stelle del calcio mondiale e probabilmente i due migliori giocatori al mondo. Non si poteva chiedere di meglio. E invece qualcosa di meglio c'è stata. Infatti la partita è stata dominata dall'Argentina che ha chiuso il primo tempo sul 2-0 con un fantastico Angel Di Maria. Il giocatore in forza alla Juventus rientrava da un infortunio e ha fatto il diavolo a 4. Ha segnato una rete, si è procurato il rigore che poi Messi ha realizzato ed è stato completamente decisivo in ognuna delle sue giocate. Poi arriva il fattaccio. Proprio in coincidenza della sua sostituzione dal campo, quindi Di Maria esce, la Francia arriva ad avere un calcio di rigore per riaprire la partita su una svista del difensore centrale argentino. Mbappé non si fa pregare e realizza il rigore e un minuto dopo uno splendido 1-2, calcia al volo un pallone che va a insaccarsi nell'angolino basso. 2-2, siamo all'80° minuto, l'Argentina aveva dominato tutta la partita ed ora si ritrova frastornata in parità dopo aver subito praticamente due sole azioni. Questo è il calcio. Andiamo quindi ai supplementari. Argentina che beneficia della pausa e riesce a rientrare un po' in supplementari più concentrata, ritorna all'aggressività iniziale e riesce a trovare anche il gol del 3-2 su una splendida imbucata di Messi. Lautaro colpisce il portiere e sulla ribattuta è ancora pronto Messi a siglare la sua doppietta per quello che si crede essere il gol decisivo. Ma non è così, perché nessuno ha fatto i conti con Mbappé. Su un calcio d'angolo la palla viene respinta, lui controlla in modo perfetto, calcia a giro, il difensore dell'Argentina si tuffa in modo disperato e tocca il pallone con la mano. Calcio di rigore. Ancora Mbappé dal dischetto, ancora gol, tripletta per il fenomeno francese. 3-3 si va ai calci di rigore. In una partita frutto di grandi momenti drammatici non possono che essere i rigori a deciderlo. Qui il grande protagonista è Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, para un calcio di rigore, induce all'errore un altro rigorista francese, l'Argentina alza la coppa al cielo. Messi finalmente, alla veneranda età di 35 anni, riesce a raggiungere e superare il suo idolo Maradona. Dopo 36 anni l'Argentina è campione del mondo, in tutto il paese si danno alla pazza gioia i tifosi, Buenos Aires viene invasa da tifosi da ogni parte dell'Argentina ed è proprio una festa popolare con Messi che viene caricato sulle spalle del Kun Agüero, un suo ex compagno di squadra con cui lui ha sempre condiviso la camera in ogni ritiro dell'Argentina e che ora è lì per portarlo in trionfo in mezzo a tutto uno stadio esultante con 80.000 persone rimaste estasiate da questa fantastica partita. Ma in questo weekend c'è anche tanta Italia. In altri sport, non nel calcio, abbiamo visto nello sci femminile una delle imprese più grandi della storia. Infatti, nella discesa libera di St. Moritz, Sofia Goggia colpisce con la mano una porta e si frattura due metatarsi. Va a Milano, si fa operare, il giorno dopo ritorna sulla pista da sci con uno scotch che le tiene legata la mano al- alla racchetta, conduce una prova meravigliosa che le fa vincere la gara. Quindi dopo meno di 24 ore da un infortunio, da una mano rotta, gonfia e fasciata, lei ritorna in pista, scende ancora a 100 km orari e va a vincere la gara. E la cosa più bella è che la gara del giorno precedente era stata vinta da un'altra italiana, Elena Curtoni, e anche il gigante successivo vedrà la firma della Bassino.
quindi un'Italia femminile sullo sci che ci porta davvero in paradiso. Come lo fanno gli italiani nei mondiali di nuoto in vasca corta, in cui l'Italia chiude al terzo posto del medagliere dietro le due superpotenze, Stati Uniti e Australia, fissando anche un paio di record del mondo e mancandone uno per una piccola imprecisione nel cambio. Diciamo che non si può chiedere di più a questi ragazzi e ragazze che hanno davvero dimostrato come l'Italia nel nuoto sia ormai una potenza anche in una specialità, quella della vasca corta, che non ci ha visto sempre protagonisti, ma che in questo anno meraviglioso e anche questa volta le medaglie d'oro sono arrivate, con sugli scudi un fantastico Gregorio Paltrinieri che ne ha vinte ben due negli 800 e nei 1500 stile libero. Insieme a lui ad accompagnarlo sui vari podi ci sono state le staffette, soprattutto quella dello stile libero, che ha fatto il record del mondo, e anche quella mista, che vede tanti giovani specialisti in grado di farsi valere anche a livello mondiale. Per questa settimana è tutto. Da Passione Sportiva di Mattia vi auguro buone feste e un buon Natale. Ci vediamo prossimamente. Un saluto a tutti e vi auguro di sorridere sempre. Ciao a tutti!